nostra buona vecchia terra non ha forse anch'essa il diritto di partecipare alla gioia della nostra fantastica scoperta? Io ci vado, signori, subito, e condurrò con me questo nostro simpaticissimo amico. Deve vedere come viviamo. Deve vedere come ci vestiamo. E come ci spogliamo e come amiamo. E soprattutto poi come ci gettiamo all'avventura senza ombra di paura. Al nostro viaggio, amico, e alle scoperte che farai. Avanti, amici. Al galoppo. Stanno per cominciare i miei straordinari viaggi in compagnia del lunatico. Certo che questo lunatico vestito da uomo sembra quasi un uomo e non è nemmeno antipatico, questo Tonio o giù di lì. Strano nome e strano carattere. Mi ha fatto chiaramente capire che il mio mezzo di trasporto gli sembra assurdo, non rientra nelle sue cognizioni. Non fa che parlare di una certa scienza e di una non meglio identificata tecnica. Mo. Lidé, co bylo na něm docela sympatické. Bohužel v jeho povaze bylo cosi školomeckého. Tak třeba už pouhá existence mého, přiznávám, trochu neobvyklého plavidla byla mu zřejmě proti mysli. Zkrátka podivný. Pořád něco pletl o jakési vědě a o jakési technice. Devo farvi presente una volta per tutte che queste suore di questo genere non mi interessano affatto. Capite, caro lunatico? Non sono un abitante della Luna, vengo dalla Terra. Impossibile. Perché impossibile? Perché mi avreste già conosciuto. Ah. Guardate, un indizio che la Terra è ormai prossima. E questo sarebbe il vostro mondo. Sono streghe o sbaglio? Certo, e non sono meravigliose? Io non credo alla magia. E quella là, pensate forse che ci creda? Vedete, si è messa al sicuro con la vostra scienza. Laggiù volano tutti alla vostra maniera, esattamente secondo leggi scientifiche. Il Bosforo, il Corno d'Oro. Atterreremo direttamente sotto le finestre del sultano.